Benvenuti a una nuova edizione di Cronache Venete. Questa, come vedete, sarà una puntata speciale dedicata alla 39esima edizione della Fiera del Rosario a San Donà di Piave. Ci troviamo infatti all'ingresso della campionaria d'autunno, dove lo scorso venerdì si è tagliato il nastro per l'inaugurazione. Vediamo il servizio. Oggi, venerdì 5 ottobre, l'inaugurazione della 39esima edizione della Fiera del Rosario a San Donà di Piave. Siamo qui con il sindaco Francesca Zaccariotto. Subito dopo il taglio del nastro, il giro della fiera campionaria. Numerose le partecipazioni, forse anche oltre le aspettative. Ma direi proprio di sì, nel senso che in un momento di crisi, come si ribadisce quotidianamente, riuscire a vedere il coraggio degli imprenditori che credono ancora in questo territorio, perché è un territorio che comunque ha permesso che il Veneto si distinguesse in tutta Italia e anche nel mondo per le sue eccellenze, per la sua professionalità, per la qualità dei prodotti. Io credo che faccia assolutamente piacere e onore alla nostra città. È facile poter fare in un momento buono, è facile realizzare le fiere quando comunque le imprese funzionano, e sicuramente è molto più difficile e complesso lavorare uniti per poter vedere che fuori da questo tunnel c'è la possibilità per noi, per loro, ma soprattutto per le nuove generazioni. Assessore, oggi l'inaugurazione della 39esima edizione della Fiera del Rosario, come da tradizione il giro tra gli espositori, ma la fiera, ricordiamo, non è solo questo, anche la città è viva. Sì, per questa sera inauguriamo la fiera campionaria. C'è un sano dualismo fra le due feste. La fiera campionaria questa sera con grande sorpresa piena di gente, perché solitamente c'era la gente in sala convegni e poi noi facevamo il giro, ma non incontravamo gente che era già entrata. Questa sera molta gente è entrata, ha acquistato il biglietto, è andata a visitare, vuol dire che c'è proprio la voglia di avere una fiera nel Veneto orientale. Questo ci rende orgogliosi da un lato, preoccupati perché insomma organizzare una fiera di questo tipo non è facile, e devo ringraziare Giuseppe Moreto che insomma ha lavorato molto sodo con tutto il suo staff.